Mancava poco alle 3 sono stata avvisata dai vigili del fuoco di un incendio a Venas, nella frazione di Valle di Cadore, e in una zona, insomma in una parte del paese dove le strade sono strette, le case sono molto ravvicinate. È il racconto della sindaca di Valle di Cadore, Marianna Hofer, svegliata nel cuore della notte per l'incendio che a Venassa ha completamente distrutto un tabià adibito a ricovero attrezzi e reso al momento inagibile l'immobile adiacente composto da 4 appartamenti. L'allarme è scattato all'1:40 e ha mobilitato 31 unità operative dei vigili del fuoco di Belluno e Pieve di Cadore, oltre ai volontari dei distaccamenti di Valle, Calalzo e Borca di Cadore. Giunta sul posto, le operazioni di spegnimento erano assolutamente e fortunatamente già in corso, erano riusciti a salvare tutte le case vicino e anche parte dell'immobile abitato, anche se poi si è proceduto a far evacuare le persone che vi abitano dentro per fare i controlli successivi in giornata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma gli occupanti degli appartamenti sono stati fatti uscire e ora si cerca di capire se qualcuno ad accertamenti completati potrà rientrare a casa oppure no. C'è stata una solidarietà di tutto il vicinato perché alle 3 di mattina era un po' impossibile allocarli in qualche appartamento, poiché il comune di Valle non dispone di appartamenti se non rivolgersi insomma al mercato o a eventuali hotel. Adesso stiamo appunto aspettando le relazioni da parte dei vigili del fuoco per capire come procedere, anche perché abbiamo 2 nuclei familiari dove sono coinvolti anche minori. Nella notte hanno lavorato anche i carabinieri, il personale del SUEN 118 e i tecnici dell'ente gestore dell'energia elettrica per la disattivazione delle linee. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco, che sta effettuando i necessari accertamenti tecnici. A Venas le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la giornata.